L'appartamento di Carlo Goldoni era qui allora? No, non in quella zona, perché la parte padronale della villa era quella centrale. Quella di centrale. Le stanze di Goldoni presumibilmente erano queste qua, vicino al teatro. Vicino al teatro. Questo dovrebbe essere stato il suo appartamento che guardava la piazza. Il giardino ha mantenuto in molti tratti l'impronta barocca. Le statue di Andrea Bonazza richiamano la passione per il teatro del proprietario, Ludovico Widman, che spesso si divertiva a recitare nei panni di Arlecchino, mettendo in scena commedie nel teatro della sua villa, in compagnia di amici dell'aristocrazia veneziana. Ed era Goldoni, quando era presente, a fornire il canovaccio delle recite a soggetto. Ludovico Widman fa produrre a Bonazza statue di grande qualità e senza precedenti nella tradizione del giardino veneto, per l'impronta realistica che richiama la pittura del Longhi, del Piazzetta, del Tiepolo. La vitalità di Bagnoli è raccolta tutta in questa grande piazza rettangolare, uno spazio nel quale si affacciano, rispettando l'antica impronta, case, palazzi, porticati. Una sorta di scenografia teatrale con punti di fuga diversi, quasi a ricordare l'amore per lo spettacolo di una aristocrazia, quella veneziana del Settecento, ormai prossima al declino, quando alternava all'ozio e alla passione per il teatro e per il gioco la gestione del grande latifondo che circondava la villa.